Italia verso la riapertura delle regioni, linea del governo, insieme massima cautela. Oggi i dati sull'andamento del contagio. 5 Stelle, fondi UE per tagliare IRAP, PD più risorse a sanità e infrastrutture, Salvini serve flat tax per aiuti a famiglie. Banca Italia, Visco, una crisi senza precedenti, PIL in calo tra il 9 e il 13%, ma ce la faremo con scelte mature. Stati Uniti, si infiamma la protesta per la morte dell'afroamericano soffocato dalla polizia a Minneapolis, arrestato in onda, reporter CNN. Rogo Thyssen in Germania, chiedono semilibertà i 2 manager tedeschi condannati ma mai finiti in carcere, rabbia dei familiari delle vittime. Edoardo De Filippo e Carmelo Bene, grandi maestri e scena contemporanea alla Rai per il teatro che resiste. Domani su Rai 5 una maratona lunga un giorno per sostenere artisti e lavoratori del settore. Buongiorno dal TG1, la ripresa degli spostamenti tra regioni sul tavolo dell'esecutivo e c'è attesa per i dati sull'andamento del contagio in arrivo oggi. Ripartire tutti insieme ma all'insegna della massima cautela.